amiche ed amici di Volley Veneto Veneto, ben ritrovati a questa ultima partita in casa della formazione di Adriano Quinn. Questa sera si giocherà praticamente la permanenza in Serie B contro una delle formazioni più attrezzate e più forti di questo campionato, ovvero Villanoro, la formazione emiliana. È sceso in campo con il numero 3 Marcello Andreoli, con il numero 4 Matteo Canossa, con il numero 21 Giovanni Bellei, con il numero 23 Maggi Manuel, con il numero 10 Giacomo Belli, con il numero 8 Maurizio Celli. 1-0 per la formazione ospite di Come Volley Veneto, con la formazione inedita con in opposto Magalini preferito a testa grossa, però al palletto con Terpogli e guardabassi in riflessione con il numero viola Cristian De Agostini e Romagnoli 2-0 in questo momento. Parte la formazione ospite. Ancora il giocatore con il numero 10 Giacomo Belti al servizio. 2-0. La palla di De Agostini è fuori. 3-0. Magalini. Cristian De Agostini al servizio. Al servizio il giocatore con il numero 21 Giovanni Bellei. Magalini. Primo nel campo di Volley Veneto. Romagnoli. Ancora Magalini al servizio. Palla rete di Magalini. Palla rete di Magalini. Al servizio il giocatore con il numero 4 Canossa. Mette la palla del proprio circo. È proprio l'autore del punto, guarda avanti.
siamo fuori dalla linea di campo per la sua servizio. Guarda il super pari Cerpogli Cerpogli ha messo giù con un pallonetto abbastanza appoggiato sulle mani del muro, un pallone importante, ancora guarda basso al servizio. Di Mattia Cerpogli, 6-5. Ancora guarda basso al servizio, 6-5 per Volley Veneto. Errore in attacco da 4-4 la formazione ospite con il giocatore numero 8 Mocelli, 7-5 Volley Veneto. Ancora guarda basso il servizio. Attacco centrale del giocatore con il numero 23 Manuel Maggi, 7-6. Romagnoli al servizio. Ancora primo tempo da parte del giocatore numero 23 Cerpogli Mattia, 9-7. Prova al servizio. Alla rete di Pro, errore di Pro, 9-8. Magalini, 10-8. Cerpogli Mattia al servizio. Alla rete anche di Cerpogli, 10-9. Al servizio la formazione di Villadoro, il giocatore numero 10 Gelfi. Impressione, 10 pari.
11-10. Ancora che è il servizio. È proprio devo segnare il servizio. Attacco di Bellei. 12-11. Al servizio del giocatore con il numero 21 Giovanni Bellei. Magalini, 12 passi. È proprio Magalini al servizio. Magalini, 13-12. Time out chiesto dalla panchina di Villadoro. 30 secondi di ritorna nel campo le squadre 13-12, Magalini ancora il servizio. Ancora di Magalini, 14-12. Era fuori di poco la palla di Magalini. A 14 pari, ehi! Del giocatore con il numero 4 Matteo Canossa. Equilibrio finora in questa partita. Errore al servizio di Canossa. Guarda fuori dai 9 metri. 15-14, gol e Veneto in questo primo set. Pallone lungo di Guardabaccio, 15 pari.
pallone fuori, gol del Veneto, 16-15. Romagnoli al servizio da 9 metri, errore anche di Romagnoli. Bocelli, 16 pari. Attacco del giocatore con il numero 3, Andreoli, 16-17. Trenta secondi di pausa. Ritornano in campo le due formazioni, 16 e 17. Sostituzione, Eisiel, numero 8, Bocelli ed entra Dombrowski. Il socio Dombrowski è fuori dal campo per il suo servizio. 17 pari, grazie ad un ottimo attacco di Mattia Ciampogli. Daniele Cro al servizio, ancora palla corta, 17 a 18. Matti al servizio. Palla da rifare. Diciassette 19, attacco da posto 4. Maggi ancora il servizio. Deve essere, errore anche di Turcogli. Entra Albertini. Gol
vantaggio, il gioco di 19. Entra Gatti per De Agostini. Al servizio. Di primo tempo 18-20. Rientra De Agostini ed esce Gatti. Albertini rimane in campo. 19-21. Avanti la formazione di Pinadoro di 2 punti. Questo primo tempo. Servizio anche per la formazione ospite di 20-21 e mi ero confuso. E il Magalini 21 pari. Ed è ancora pareggio in questo primo set, 21 pari. E ancora 22-21. Time out, ecco dalla panchina di Pinadoro. Rientrano in campo le due formazioni, 22-21. Ancora Alberto Magalini al servizio. La palla per la al servizio il giocatore con il numero 4 Matteo Canossa. Magalini, sostituzione, rientra Certoie per Albertini. Ed entra anche Davide Pietroni al posto di guardabascio. Al servizio 24-22. Andiamo, forza, buono questo, andiamo!
(24-23), Valverde di fronte. Rientra, guarda basso. Per Cetroni. (24-23), servizio alla formazione ospite. Si è già annullato un set ball. Sette gol annullati per la formazione di Gol del Veneto. Time out dentro la panchina di Verona.
Ricky Magalini chiude la partita, 3 minuti di pausa, 29-30. Rientriamo in diretta, amici telespettatori del canale YouTube. Il Volley Veneto 1-0, una primo set 29-31. Abbiamo anche le percentuali. Dei giocatori di Volley Veneto. Buone percentuali d'attacco, 29-31, forse un po' troppi errori al servizio. I ragazzi di Adriano P, si ricomincia, Cerpogli, Mattia. 1-0 per 0-1, ovvero attacco da posto 2 della formazione di Villadoro. 1-0. Errore al servizio, 1 per. Di Agostini al servizio. Purtroppo il muro di Magalini è meglio 2-1 per Villadoro. Attacco da posto 2. È sbagliata,
sbagliato perché Guardabaccio ha fatto 4 punti e qua non è segnato. Perché io mi scrivo tutti i punti. (4-1) per la formazione ospite. Sempre da posto 2. Sono la vecchia maniera, mi scrivo ogni punto. Paolo, guarda Baccio, 2-4. Ecco, Magalini al servizio. Pallone fuori di Magalini, 2-5. Al servizio Andrea Ferrari. Ancora guarda Baccio, 3-5. Errore di Romagnoli. La palla nel campo di Villadoro, passa il muro di Terpoli.
va a limitare l'attacco da posto di avversario. Daniele Crow al servizio. 5-8, 1-0 il punto dei set per Volley Veneto. Free ball nel campo di Villadoro. 5-9. Al servizio del giocatore col numero 4, Matteo Canotto. Magalini, 6-9. Mattia Cerpoglia al servizio. Guarda avanti. Ora Cerpoglia al servizio. Questa volta la palla cade sulla rete. 7-10. Alberto Magalini, 8-10. Cristian De Agostini al servizio. Attacco da primo tempo del giocatore con il numero 11 Ferrari, 8-11. Al servizio Bellei. Non ce l'ha fatta, guarda avanti, ascoltati, 8-12. Time out, Volley Veneto. Rientrano in campo le due formazioni dopo il time out
Paolo, guarda basso, 9-12. Alberto Magalini al servizio. Come a 13. Nove a 14. Comunque il tuo muro c'era, non ho la vista. Però, 10 a 14. Primo tocco di prova. Paolo, guarda basso al servizio. Attacco da Porto 4, 13. Ehi! Ehi, giocatore numero 3 Villavoro, Andrea. 14-16, Romagnoli al servizio.
sostituzione delle file del Milan esce Mozzeni ed entra Dombrowski. Mattia Gervoli, 16-17. Devi di fronte. E allora il servizio. Foglia al servizio. Sostituzione, riesce Dombrowski, rientra il giocatore con il numero 8 Mocelli. Perfetto equilibrio in campo in questo finale di secondo set. Primone nel campo di volley Veneto. Paolo guarda l'altro, viene arrivato. Diciannove a 21. Time out, questo della panchina di volley Veneto.
9-21, 1-0 contro il 7 per Volley Veneto. Magalini, 20-21. Time out chiesto dalla panchina Vigliadoro. Guarda, sono rientrato in campo, Magalini al servizio. Guarda sulla rete, 20-22. Attacco da P2, il muro veronese non riesce a contenere. A 23 Serpogli entra il grigo al posto di Diego Spini. Ventidue, 24. Errore in diagonale, uno pari.
Amici, purtroppo le cuffie mi stanno abbandonando e io devo lasciare la diretta così com'è. E quindi rimarrà senza telecronaca, purtroppo.